Oggi è una giornata campale per la politica, per la credibilità della politica ed anche per la credibilità dell'Italia dei Valori nella politica. In queste ultime ore abbiamo assistito a degli eventi sconvolgenti che fanno passare in secondo piano anche i drammatici eventi di Tangentopoli. A Reggio Calabria, un capoluogo di provincia che viene sciolto per mafia, sciolto con un provvedimento del governo. A Milano, un assessore in carico che viene arrestato perché ha comprato i voti dalla mafia per essere eletto e quindi contiguità con la mafia. In questo momento a Roma un nostro consigliere dell'Italia dei Valori al consigliere regionale sta subendo una perquisizione perché è accusato di peculato per essersi appropriato addirittura di soldi del gruppo. E potrei citare centinaia di altri casi che sta accadendo. La verità è una sola, che la politica non può aspettare che ogni mattina legga ciò che la magistratura ha scoperto. Così è avvenuto nel 92, dopo 20 anni non si riesce più a venirne fuori. Ed è per questa ragione che noi dell'Italia dei Valori ribadiamo fermamente il nostro appoggio all'opera della magistratura. Faccia chiarezza, non guardi in faccia a nessuno. E chi ha sbagliato deve pagare. Ed è per questa ragione che al nostro consigliere regionale Maruccio, persone che fino a ieri non abbiamo avuto nulla da obiettare per il modo con cui ha svolto la sua attività, ma che oggi è sottoposto ad una verifica dei propri comportamenti dalla parte della magistratura, ed è per questo che abbiamo immediatamente deciso, per dare il buon esempio, che egli deve dimettersi dal partito, non può far parte del partito con un'accusa del genere, deve dimettersi da capogruppo alla regione, non può guidare la regione, il gruppo Italia dei Valori in regione, deve dimettersi da coordinatore regionale del Lazio dell'Italia dei Valori e deve dimettersi da consigliere regionale. Per l'amor di Dio, caro Vincenzo, lo sai bene, sappiamo bene tutti, perché sei avvocato anche tu, e mi viene da piangere nel dirlo, Vincenzo, lo sappiamo benissimo che l'innocenza deve valere fino a sentenza penale passata in giudicato. Ma una cosa è la tua storia giudiziaria personale, altra cosa è la credibilità della politica, la credibilità delle istituzioni. Non devi restare un minuto in più a fare il consigliere regionale. Non devi correre dal tuo giudice, farti giudicare come ho fatto io. Io ero ministro in carica, ho ricevuto, come l'hai ricevuto tu, un avviso di garanzia nel lontano 96, dopo 12 minuti 12 ero a Istanbul e mi sono dimesso e sono corso al mio giudice per farmi giudicare e dimostrare la mia innocenza. Tu, se sei innocente, dimettiti da tutto e corri dal tuo giudice. E noi dell'Italia dei Valori ci rivolgiamo agli altri partiti, a tutti coloro che fanno politica. Fate come noi. Può succedere che bisogna rispondere del proprio operato alla magistratura, ma si corre dalla magistratura, non in Parlamento a farsi le leggi per non farsi processare, e ci si dimette da ogni ruolo politico e istituzionale per non coinvolgere né partito né istituzioni con le proprie storie personali. Entro poche ore, appena avrai finito le tue incombenze
caro Vincenzo, con i magistrati che ti stanno sentendo, dimettiti da tutto, incarichi di partito, incarichi regionali, dal ruolo di consigliere regionale e vai dal tuo giudice. Altrimenti saremo costretti noi a farlo per quanto riguarda, ed è nelle nostre possibilità, a revocarti ogni ruolo. Per quanto riguarda noi dell'Italia dei Valori, al di là del caso specifico, non vogliamo sfuggire alle nostre responsabilità politiche. Non vogliamo né possiamo limitarci a dire è un caso isolato che verificherà la magistratura. Noi dobbiamo fare immediatamente pulizia al nostro interno con una revisione completa e concreta, determinata e urgente di ruoli e incarichi all'interno del nostro partito. E tutti coloro che a qualsiasi titolo e a qualsiasi livello hanno concorso o non vedendo, non volendo vedere, saranno allontanati dai ruoli di partito, dalle cariche e delle incariche e non saranno ricandidati, perché è l'unico modo per liberarci totalmente di ogni sospetto. Per questa ragione le candidature che andremo a svolgere, a cominciare dalla Regione Lazio, a cominciare dalla città di Roma, a cominciare dalle prossime amministrative politiche, saranno candidature che prima di candidarle lo sottoporremo al vaglio di questa rete, attraverso voi che ci ascoltate, perché 4 occhi vedono meglio di 2, perché come vedete, alla fine a tutti può capitare di trovarsi qualche persona che non merita di stare nel partito, ma il nostro impegno è quello di liberarci di queste persone, non di tenerle e coccolarle.